Ci speravo in un passo falso subito della Juventus, ciucciarie che cazzo, ma non è funzionato da subito il cornicello. Buonasera a tutti amici da Napoli 87, Forza Napolese. La partita di Parma-Juventus appena finita, risultato a favore della Juventus per 1-0. Si sapeva, si aspettava che la Juventus usciva vincitrice in questa prima partita di campionato e così è stato. Una rete bastata, quella di Giorgio Chiellini nel primo tempo, il solito Chiellini che ruba il tempo ai difensori del Parma e la spinge dentro. Insomma, il Parma ha avuto anche l'occasione per poter aprire la partita, gliel'ha regalata la Juventus, perché la Juventus sappiamo come controlla il pallino del gioco proprio quando anche ha il vantaggio in mano. Poi ha costruito delle palle gol, sempre la Juventus con lo stesso Cristiano Ronaldo, Higuain là avanti, cioè anche Higuain ha fatto una grande partita questa sera e secondo me sarebbe giusto farlo restare alla Juventus, perché la Juventus avrebbe quell'attaccante che magari serviva senza andare a puntare sui cardi, perché comunque c'è Higuain in casa, è inutile andare a spendere soldi per i cardi. Ovviamente ha messo Dybala sul mercato, questa sera mi sembra non ha giocato, non ha nemmeno giocato, potrebbe essere l'uomo mercato, proprio ha giocato dalla scosta, ha giocato quadrato. Insomma, la Juventus ha controllato bene la partita, meglio il primo tempo per la Juventus, poi il secondo tempo abbiamo visto un Parma migliore. Si è svegliato Rosun, però troppo tardi, non è riuscito a prendersi il pareggio, nonostante la Juventus gli ha dato delle occasioni per poter fare il pareggio, ma niente da fare. Stu Parma è una vera e propria porta inglese, ti mette a studiare tu prima di fare il gol, e a Napoli per quello non potevi giocare, perché nemmeno sai l'inglese, figurati se conosci la porta, se conosci far gol, secondo me ti sei scordato come si fa. Niente, il Parma sbatte contro la Juventus subito nella prima giornata. Ovviamente si sapeva, come vi ripeto, la Juventus ha due rose, ha due squadre, cioè sia quelli in panchina che i titolari ti fanno la differenza. L'abbiamo visto anche questa sera che non giocavano proprio tutti i titolarissimi, qualcuno era in panchina. Comunque la Juventus ne esce vincitore, anche senza Sarri in panchina che poveraccia, la polmonite, gli auguro di guarire, gli auguro anche di fallire questa stagione, però la salute è un'altra cosa. Comunque la Juve ha vinto questa partita, non gli voglio fare complimenti perché io speravo che perdeva o pareggiava, ma comunque dai, ha vinto questa prima partita, ora tocca a noi. Il Parma si potrà rifare la seconda partita, cioè il Parma non l'ho vista una squadra diciamo molto cattiva in zona offensiva, secondo me manca qualche acquisto a questo Parma. Poi ovviamente abbiamo visto nel finale Caramo che l'ha messo nel finale, però bisogna ingranare piano piano i nuovi giocatori, per questo il Parma dobbiamo vedere, dobbiamo stare calmi e vedere come i nuovi acquisti si inseriranno, come lo stesso Grassi che è entrato dopo. Che volevo dire? Sì, in fase offensiva Gervinho poca roba, cioè è stato bloccato molto dai difensori della Juventus, anche se le occasioni le hanno avuto, come ho detto, il Parma, però non sono state sfruttate. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa prima vittoria della Juventus in campionato, mannaggia Marosk, e convince subito buona Juventus. Questi sono punti che si devono fare, speriamo stasera di fare i 3 punti anche noi. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Buona serata a tutti da Napoliello 87 e Forza Napolese!